Un mandato di cattura che pendeva nei suoi confronti ha portato quest'uomo ad allontanarsi e a rendersi irreperibile. Poi l'attività di ricerca da parte dell'Arma è proseguita, è stata incessante e alla fine probabilmente Cavazza non si aspettava di essere rintracciato all'interno dell'abitazione. L'attività che è stata compiuta, soprattutto di cinturazione dell'obiettivo, ha scongiurato ogni tentativo di fuga da parte di questo soggetto, che è stato assicurato alla giustizia e nella tarda mattinata di ieri è stato accompagnato in carcere a Santa Buona di Treviso, dove dovrà scontare una pena per 2 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di lesioni pluriaggravate e porto in luogo pubblico di arma anche di notte. Reato particolarmente grave perché fa riferimento ad una sparatoria avvenuta nel giugno del 2011, cioè esattamente quasi 2 anni fa, a Ponte di Piave sulla Postumia davanti al locale Prestige. Un fatto di particolare clamore che, grazie all'abnegazione e alla professionalità dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Conegliano insieme ai carabinieri di Ponte di Piave, si è riusciti a risolvere nel giro di pochi giorni, soprattutto rintracciando in alcuni campi nomadi i 2 soggetti, cioè il genero e il suocero, che si erano resi responsabili di questa brutale aggressione a colpi d'arma da fuoco.